Nell'ambito dell'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia del Covid-19, l'amministrazione comunale di Porto Empedocle ha voluto istituire un telefono aiuto per i cittadini che versano in situazioni di grave disagio per motivi sanitari o sociali in quanto non autosufficienti. Il numero del telefono aiuto è il 347 631 7187. Sarà attivo dalle 9 alle 13 dal lunedì al venerdì con un operatore del comune che lavorerà in modalità smart working in stretto contatto con i responsabili del COC e le associazioni di volontariato. Per quanto riguarda le richieste di assistenza sociale dovute a necessità economiche, l'amministrazione comunale Empedoclini e la dirigenza comunale sta anche predisponendo gli atti dovuti che saranno utili per poter a breve intervenire grazie agli strumenti economici messi a disposizione dal governo. Nell'ambito dell'emergenza coronavirus, il comune di Porto Empedocle ha creato un numero telefonico dedicato a quelle persone non autosufficienti perché hanno problemi nello spostarsi per poter fare la spesa o soprattutto prendere farmaci, casi molto gravi di non autosufficienza alimentare. Per questa problematica abbiamo creato un coordinamento che va con le associazioni di volontariato sanitario e con le associazioni di volontariato sociale. Il numero telefono aiuto emergenza coronavirus Porto Empedocle è il 347 63 17 187. Funziona dal lunedì al venerdì dalle ore 9 e alle ore 13. Risponderà un operatore del comune di Porto Empedocle. Per quanto riguarda gli interventi del comune di Porto Empedocle, invece gli uffici stanno lavorando, stiamo vedendo come realizzare i criteri di erogazione e a breve speriamo di darvi una comunicazione in tal senso. Continuano i lavori di sanificazione del comune e degli uffici comunali grazie anche al coordinamento dell'assessore Monaco. Col sindaco c'è una perfetta sinergia, ci sentiamo ogni giorno e speriamo che presto questa emergenza appartenga al passato. Ringrazio tutti coloro che nel volontariato ci stanno dando una mano, ringrazio le associazioni di volontariato sanitario, la Croce d'Oro, l'Emergenza Life, SR Lance, ringrazio poi tutti quelli del mondo del volontariato sociale, quindi Caritas, San Vincenzo, tutti i parroci. Stiamo tentando di affrontare tutta questa problematica come comunità. Ringrazio ovviamente il sindaco che in questi momenti difficili non è mai mancato, ci ha sempre dato il suo apporto e la sua guida. Speriamo presto di avere buone notizie.